Ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Oggi è martedì 13 aprile. Luigi Guglielmi con voi per vedere i titoli principali dei giornali. Vediamo subito l'edizione di Belluno che già vi mostro. Disabile raggirata, via $500.000 dal conto. È il titolo di apertura del fascicolo di Belluno del Gazzettino. Una vicenda incredibile. È stata denunciata una coppia, dice il sommario, che gestisce una casa per anziani ad Alano. Sentite un po' il riassunto che c'è in prima pagina, poi l'approfondimento a firma di Federica Fant, lo trovate all'interno del giornale. Si erano fatti consegnare €500.000 da quell'ospite, una 74enne disabile psichica, con la promessa che le avrebbero pagato le rette della casa di riposo per tutta la vita. In realtà, dopo appena 3 mesi, stando ai movimenti bancari, non avrebbero più pagato nulla, ma avrebbero investito parte di quel tesoretto per comprarsi un ex albergo da adibire a RSA, ovvero l'Istituto San Vincenzo di Colmirano ad Alano, che gestiscono 2 giovani imprenditori napoletani residenti a Pederobba, provincia di Treviso, quindi marito e moglie, e ci sono anche i nomi: Maria Iavazzo, 26 anni, Emanuele Auletta, 29 anni, sono indagati in concorso per circonvenzione di persone incapaci, indebito utilizzo di carte di pagamento e autoriciclaggio. Sono stati denunciati al termine di un'indagine congiunta dei carabinieri, del nucleo investigativo del comando di Belluno e del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza provinciale. Ieri i carabinieri ci hanno invitato noi giornalisti a una conferenza stampa con appunto il tenente colonnello della Guardia di Finanza, carabinieri e finanza insieme, insomma, per descriverci, per raccontarci nei dettagli che cosa è successo, il punto insomma delle indagini a cui si è arrivati, che hanno previsto appunto addirittura il provvedimento nei confronti di queste 2 persone, di questi 2 gestori della casa di riposo. Vedremo, anzi vediamo subito, ve lo mostro, che è il titolo anche del Corriere delle Alpi. La prima pagina del giornale si apre proprio con questa notizia: Alano di Piave, raggiro da $500.000 all'ospite della casa anziani. Torniamo al Gazzettino in prima pagina di Belluno. Il titolone grande, sapete che il Gazzettino spesso impagina così, no? Con un titolo più leggero ma in testa, e un titolo grande in mezzo alla pagina. Il titolo grande in mezzo alla pagina è: vaccinate chi lavora nel turismo. È un virgolettato, quindi un appello. E di chi è l'appello? È di Federalberghi, che ha chiesto all'ULSS Dolomiti l'immunizzazione dei lavoratori del settore per accogliere gli ospiti in sicurezza. Questa è la ragione. Qui l'articolo è a firma di Gabrieli e leggiamo il lancio, poi pagina 2 e 3, addirittura su 2 pagine l'approfondimento. Tutti d'accordo: vaccinare prima intere isole, penalizzando altre zone del paese o altre fasce d'età, non ha senso, anche perché, spiega il sindaco di Roccapietro Andrea Bernardin, allora anche la Gordino potrebbe dire di essere un'isola, basta controllare i valichi. Nei prossimi giorni Federalberghi ha chiesto un incontro con i vertici dell'ULSS. L'idea, spiega il presidente bellunese della categoria, Walter De Cassan, è quella di chiedere per i lavoratori degli alberghi il vaccino attorno alla metà di maggio. In questo modo potremmo avere l'immagine di un settore libero ed essere turisticamente competitivi, pronti per partire all'inizio di giugno. All'incontro con l'ULSS chiederò che margini ci siano per vaccinare 3.000 addetti del comparto. Dopo un inverno da dimenticare, il comparto spera di poter puntare almeno su un'estate discreta. Non abbiamo il tempo di vedere tutte le pagine dei nostri giornali, ma sul Gazzettino mi sembra c'è un approfondimento nella parte nazionale sulla situazione delle nostre spiagge venete al Cavallino, dove forse si predilige, no? Un turismo fatto con i camper, con il turismo mobile, proprio perché in questa fase addirittura si appare più sicuro, no? Per certi versi. Bene, abbiamo la coda, c'è la coda di camper in accesso ai campeggi più grossi, più importanti. Questo per dire che movimento ce n'è, e la richiesta che viene da più parti di poter in qualche modo certificare che si è in località turistiche libere dal Covid
è un elemento importante che potrebbe fare la differenza durante la prossima estate, durante la prossima bella stagione che già inizia praticamente. Il bollettino, 23 comuni, torniamo quindi alla provincia di Belluno e stiamo ancora sul Gazzettino, 23 comuni in provincia di Belluno si sono già liberati dal coronavirus. Ecco, vedete, questo fatto qui di sapere che ci sono aree libere dal coronavirus è un elemento anche spendibile dal punto di vista turistico, dal punto di vista di immagine poi, no? Sono 23 in provincia i comuni liberi dal virus, dice il lancio di Davide Piol. Ma la curva dei contagi da giorni è in continua discesa, numeri che lasciano ben sperare sugli effetti della campagna vaccinale. La corsa all'immunizzazione può anche contare sull'elevato grado di diffusione del virus in provincia. A 20.000 persone basta una sola dose, dice l'articolo. Sono invece 2.200 gli ultraottantenni che mancano dell'appello vaccinale, ma l'ULSS ha già anticipato che non sarà possibile immunizzarli tutti. La questione è complessa, non è facile spiegarla in poche parole. Vediamo se abbiamo tempo poi di leggere l'articolo. Pieve di Cadore, il crocifisso di Pozzale che ha sfidato prima la furia di Vaia e poi l'incendio. Sono quei fatti così un po' di costume, se vogliamo, no? Però ci sono persone che danno molta importanza a queste che per altri sono semplici coincidenze. Fatto sta che la notizia del crocifisso che ha sfidato prima la tempesta di Vaia e nei giorni scorsi l'incendio di Pozzale, restando incolume al suo posto, è rimbalzata sui social ed è stata anche condivisa da Luca Zaia. La nicchia in legno è bruciacchiata, ma il crocifisso è intatto. Dunque, altri titoli, altri temi di questa prima pagina, anche su questo c'è anche sul Corriere delle Alpi, ora ve lo presento da qui. Belluno, motorizzazione, gli uffici restano ancora chiusi, abbiamo chiuso gli uffici della motorizzazione civile a seguito dell'accertata positività e sintomaticità al Covid da parte di oltre un quarto dei dipendenti dell'ufficio, un focolaio praticamente. Questo è un virgolettato, chi lo dice? Lo spiega il referente degli uffici dopo le proteste di alcuni utenti, sono anche girate su Facebook le proteste, sono stati proprio i responsabili ULSS ad escludere che, stante la situazione determinatasi, per ovvi motivi precauzionali, l'ufficio potesse restare fruibile all'utenza con servizi di front office, cioè sarebbe stata l'ULSS stessa a dire in queste condizioni non potete tenere aperto con oltre un quarto dei dipendenti positivi e sintomatici addirittura. Ora, dopo la guarigione e sanificazione, si riaprirà il 19 aprile, però ci sono stati problemi, lo vedremo poi sul Corriere delle Alpi. Adesso guardiamo la foto di prima pagina, un futuro per la CC, appello al prefetto è il titolo che sta sotto la fotografia e vediamo appunto dietro la mascherina, riconosciamo il volto del prefetto di Belluno che è andato a incontrare il presidio dei lavoratori sotto il gazebo, emergenza lavoro, presidio dei lavoratori in piazza, ieri mattina tra i lavoratori della CC e il prefetto Sergio Bracco c'è stato questo incontro nel quale i lavoratori hanno rivolto al prefetto un appello perché li aiuti in qualche modo per portare a una risoluzione questa avvertenza infinita che riguarda la possibilità di rilancio di questa importante industria della sinistra Piave, l'abbiamo detto mille volte, che occupa 300 persone, sono 300 dipendenti, 300 famiglie legate alle sorti di quello stabilimento. Ieri si sono anche svolti i funerali molto dolorosi, se possiamo dire, per l'addio a Don Giuseppe Bortolas, parroco di alcune parrocchie, Valle di Cadore e dintorni, che nei giorni insomma, in cui si parlava di Valle per la preoccupazione per la stabilità della chiesa, sapete che la chiesa parrocchiale di San Martino è sull'orlo di un precipizio che sta venendo giù con i grossi timori per l'edificio, la gente va a messa, la popolazione, i fedeli vanno a messa nel cinema o nell'altra piccola chiesetta. Ecco, Don Giuseppe, Don Beppi, Don Beppo Bortolas era parroco lì con tutte queste preoccupazioni. Tra l'altro, l'altra sera il vescovo era andato a trovarlo così, per portargli un po' di conforto in questa situazione di preoccupazione per la chiesa. E sapete che non lo si trovava, il vescovo ha detto messa al posto suo praticamente, poi sono andati a vedere in casa se magari era successo qualcosa e lo hanno trovato in brutte condizioni, aveva avuto un ictus sostanzialmente, è stato portato in ospedale di corsa, ma poi non ce l'ha fatta. Ecco, ieri sono stati celebrati i funerali, capite il dolore per la perdita di una persona amata e anche proprio per la vicenda in sé, per come è successo, no?
Allora il lancio, a firma di Giuditta Bolzonello, dice così: lutto cittadino ieri a Valle, mentre a Venasse, sempre il comune di Valle di Cadore, sono stati celebrati i funerali di Don Giuseppe Bortolassi, il parroco, 67 anni, solo 67 anni, trovato agonizzante in casa dal vescovo e deceduto venerdì. Anche il Consiglio Comunale gli ha tributato un ricordo e un momento di raccoglimento. La messa è stata celebrata dal vescovo Marangoni. Nell'omelia ha tracciato la figura del sacerdote. Don Giuseppe voleva dare molto di più di quanto gli sia stato possibile lungo questi interminabili mesi di pandemia a questa comunità. Più volte in questo tempo mi ha confidato che gli mancava la possibilità di un incontro più familiare, più fraterno con tutti. E chissà, insomma, questa povera persona, questo sacerdote generoso, buono, così è andato incontro poi alla morte a casa sua in solitudine praticamente, con l'angoscia di non poter incontrare la propria gente, con l'angoscia di quello che sta succedendo alla Chiesa. La gente l'ha capito, insomma ieri c'è stato questo addio doloroso a Don Giuseppe Bortolassi. Roccapietore, bandiera arancione, il comune rilancia ampliarla dai serrai a tutto il territorio. Il comune di Roccapietore ha inviato al Touring Club tutta la documentazione necessaria per ottenere che la bandiera arancione concessa ai serrai di Sottoguda venga estesa all'intero territorio. Sarebbe una tappa importante per il rilancio turistico, commenta il sindaco Andrea De Bernardini, e mi sento di dire che ha perfettamente ragione, perché con questa storia della bandiera arancione senz'altro si è contribuito a dare un'immagine nuova di quella parte di Roccapietore che sono appunto la zona più occidentale del comune, insomma, con Sottoguda e i serrai. Allora, dopo vediamo se abbiamo il tempo di andare avanti. Oggi mi sono preso un po' tardi, vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto io passo però la prima del Corriere delle Alpi perché voglio farvi vedere tutti i titoli che ci sono anche lì. Vi ho detto del raggiro da 500.000 all'ospite della casa per anziani. La fotografia centrale riguarda a due mani che tengono in mano una montatura per occhiali. Le imprese rialzano la testa. L'appuntamento con Top 500, questo è il tema centrale del Corriere delle Alpi in prima pagina di oggi, e la didascalia alla foto è questa. Sarà Palazzo Bembo di Belluno a ospitare l'evento Top 500 imprese controvento, la performance delle migliori aziende del territorio, un titolo lunghissimo e anche un po' complicato, che si terrà martedì 20 aprile dalle ore 17 alle 18, un appuntamento fondamentale per fare il punto sulle nostre imprese verso il dopo pandemia, cioè l'economia bellunese guarda avanti, vuole capire come stanno le imprese, quali sono le migliori e che cosa si può fare. A proposito di pandemia, titolo piccolo di spalla, coronavirus, Zaia, c'è in grande rilievo anche sul Gazzettino, promette gli over 60, quelli che hanno più di 60 anni, saranno tutti vaccinati entro giugno. È una promessa del Presidente della Regione, che farà i conti come al solito con la disponibilità dei vaccini. Sarebbe un grandissimo traguardo, perché vorrebbe dire coprire con sicurezza nell'arco di 2 mesi e mezzo da oggi, insomma, tutta la fascia di popolazione più a rischio, sperando che nel frattempo non arrivino varianti. Dunque il testo è questo: la promessa di Zaia: prima dell'estate, entro il 21 giugno, avremo vaccinato tutti i veneti di età superiore ai 60 anni. Poi c'è il bollettino, l'abbiamo già visto sul Gazzettino: 23 comuni bellunesi, una settimana senza contagi. 23 vuol dire praticamente un terzo della provincia. Questo significa che in un terzo della provincia non sono emersi nuovi casi al tampone, che fa dire brevemente che non ci sono stati contagi. In realtà ci sono i contagi nascosti, ma ieri c'era un articolo sul Corriere della Sera in cui si leggeva che si può ipotizzare che i contagi che emergono attraverso il tampone dobbiamo considerarli metà, un terzo dei contagi reali che ci sono. Cioè è ovvio, col tampone ne prendi alcuni, altri restano fuori. In questi comuni davvero non c'è più il Covid, bisogna stare attenti, il coronavirus bisogna stare attenti, perché probabilmente gira ma non emerge. Però se non emerge vuol dire che ce n'è poco, quindi un terzo del territorio provinciale in questo momento ne è sostanzialmente libero. Belluno, scuole sentinelle, la media Nievo fa lezioni di autotampone. Da lunedì una classe della terza media Nievo a Belluno sarà addestrata ad eseguire l'autodiagnosi ogni 15 giorni. Anche questa è una strada, chiaramente. Il sit-in in piazza della CC è in prima
anche sul Corriere delle Alpi. Sit-in fisso, non si molla, nessuna paura di pioggia e freddo. I lavoratori della CCD Mel, che da mesi lottano per salvare il loro posto di lavoro, ieri hanno allestito un gazebo di fronte alla prefettura di Belluno. Resteranno in Piazza Duomo fino a giovedì. È il gazebo di cui dicevamo prima, che ha ricevuto anche la visita del prefetto, no? Quando è previsto l'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e i governatori del Veneto e del Piemonte. Ricordiamo che il ministro finalmente ha convocato i due presidenti delle due regioni coinvolte. La commozione per l'addio a Don Giuseppe, uomo gioviale, commozione a Venassa, i funerali di Don Giuseppe Bortolasso, un uomo gioviale, officiate dal vescovo Marangoni, la firma di Francesco Dalmas. Il pazzo meteo torna all'inverno, gelate e pericolo valanghe. Il giornale è stato chiuso ieri sera, noi possiamo dire stamattina di aver visto la neve nelle frazioni alte di Belluno. Veramente una cosa un po' strana, insomma, ritrovarsi di nuovo bianchi con le macchine coperte di neve sul tetto, no? Sulla capote. Dunque, ufficio patenti KO, vedete l'altro risvolto che dicevamo, no? Ma nessuno avverte i ragazzi dell'esame. Test rinviato, non lo sapevano, però i privatisti che ieri si sono presentati all'ufficio della motorizzazione civile, e torniamo a quello che abbiamo letto prima sul Gazzettino. Per far che? Per sostenere l'esame di teoria per la patente. Nessuno però li aveva avvisati che la sede del capoluogo è chiusa dal 31 marzo perché un quarto dei dipendenti ha il Covid. Vedete come si possono dare le notizie in modo diverso. Il Gazzettino è rimasto solo sul fatto che l'ufficio è chiuso perché un quarto dei dipendenti ha il Covid. Il Corriere è andato a scavare e scopre che nessuno aveva avvertito i ragazzi pronti per fare l'orale, la teoria della patente, che l'ufficio in realtà non funzionava. Insomma, quindi una bella beffa, una disorganizzazione brutta. Queste sono le cose brutte che non fanno di certo amare la burocrazia e gli uffici. Pagina 16 per chi vuole saperne di più. Io sono costretto a fermarmi qui. Oggi rassegna stampa corta. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata. Il tempo dovrebbe tirare su, sapete che le previsioni hanno detto che con questa notte che si è conclusa il grosso dovrebbe essere passato e questa mattina si dovrebbero esaurire le precipitazioni. Mentre stiamo registrando qui a Belluno c'è nuvoloso, ma è già fermo il tempo, insomma non piove più, e nel pomeriggio dovrebbe migliorare per regalarci domani una bella giornata. In questa pandemia, quando vediamo il sole fuori, ci entra anche un po' dentro, no? E quindi noi speriamo di avere presto il sole di nuovo per poterci sentire un po' confortati, insomma, andando avanti con fiducia e con la voglia di stare bene e di far ripartire tutto. Grazie, buona giornata, ciao a tutti.